Amici bellini, succedono cose sia in Serie A sia in Bundesliga, però noi dobbiamo pensare un attimo a noi con un pochino di egoismo anche, perché c'è il Bologna e noi dobbiamo parlare. Cominciamo. Allora, nel dare il benvenuto a Rita Petillo, benvenuta a questo punto perché Rita è Rita, e iscrivetevi al canale e lasciate i like, quelli di cortesia, visto che non possiamo parlare di parole di Spalletti perché, come annunciato ieri, Spalletti non fa conferenza stampa. Possiamo però fare delle ipotesi perché ci sono delle novità dal report dell'allenamento del Napoli e quindi possiamo fare delle ipotesi. Andiamo con un ambrabam tattico a vedere un po' le dichiarazioni anche di Thiago Motta, un altro allenatore che entra nei progetti di grandi squadre. Si fanno nomi per lui, si è fatto il Paris Saint-Germain, si è detto anche la Juventus, e ovviamente ci mettiamo anche il Napoli, visto che tra le cose che sono successe ieri c'è anche che cos'è? Il concerto di Gigi D'Alessio, non so quale fosse onestamente l'evento, però c'era Gigi, c'era Alessandro Siani, c'era Kvara che parla un pochino di italiano, ho visto Simeone e Raspadori. Simeone, poi è uscita una notizia, io questa mi rifiuto proprio di accettarla, la notizia che Simeone starebbe pensando, o la Lazio almeno, non so se Simeone sta pensando, ma se la Lazio sta pensando a Simeone come vice Immobile, se lui preferisce andare a fare il vice Immobile nella Lazio, mi arrabbio proprio. E poi vi dico un'altra cosa che in questo momento non vi voglio dire, non vi posso dire al riguardo. Comunque, per quanto riguarda Thiago Motta, visto che non possiamo parlare delle parole di Spalletti, le parole di Thiago Motta, da 0 a 100 quanto sono migliorati i suoi, quanto si sente migliorati lei, tutti i ragazzi sono migliorati, dipende comunque tutto da loro, non so la percentuale, grandissima percentuale però è grazie a loro. Nel singolo si può e si deve migliorare, ma hanno lavorato bene in settimana dopo settimana dopo settimana. Sono ragazzi che hanno difficoltà anche personali, ma riescono sempre a fare il loro lavoro al massimo. Continuo a fare dei complimenti, speriamo domani di riuscire a fare qualcosa in più. La nostra gente comunque se lo merita perché ci hanno accompagnato nelle difficoltà. Il suo nome è accostato ad altre panchine, orgoglio, non cambia niente, sono contento perché so di fare sempre il massimo, andrà bene, andrà meno bene altre volte. A nessuno piace perdere, fa parte del gioco, questo è quello che voglio da parte di tutti. C'è un po' di formazioni, le ho messe però andiamo con calma. Zirkzee segnò a Napoli, ha deluso rispetto alle aspettative, è una prima punta. Ragazzi, io poi su questo ragazzo che è giovanissimo, che è bello grosso e che viene insomma dal Bayern, a me quelle poche volte che l'ho visto giocare mi è piaciuto, secondo me ha grandi potenzialità. Poi è chiaro, deve crescere, deve essere messo nelle condizioni. Deluso no, dice Thiago Motta, non ha fatto quello che erano le aspettative. Dovresti fare la domanda a lui se ha fatto il massimo che può fare, lì capiremo se è stata una delusione o no. Io lo vedo prima punta per come giochiamo noi, io lo vedo attaccante, non lo vedo come esterno. Può fare la prima punta, gli è mancata la fame del gol, e se gli manca la fame del gol non può fare la prima punta. Ma non abbiamo un finalizzatore d'area di rigore, un attaccante da 25-30 gol a stagione. Questa frase di Thiago Motta è un po' strana, perché hanno Arnautovic, che sicuramente è uno che stava facendo una caterva di gol e poi è stato fermato dall'infortunio. Abbiamo un profilo come Joshua, ha un margine di miglioramento enorme, non esiste nessun problema con Joshua. Anche con un attacco a due farebbe la punta, non la seconda punta. Oggi l'attaccante ha bisogno di un compito offensivo e difensivi. Può fare il trequartista nel 4-3-1-2? Non lo so, io non ho mai giocato con quel sistema di gioco, la nostra squadra non l'ha mai fatto. Poi insistono anche, stessa domanda, trequartista ma nel 4-2-3-1, e lui dice no, non lo vedo trequartista. Sotto questo punto di vista Thiago Motta sembra molto integralista e non lo so, e già non lo so se mi convince tantissimo, non lo so. Questo gruppo andrà stravolto il meno possibile, stravolgere, dipende da tante altre cose, è importante la comunicazione interna ed esterna e su questo siamo d'accordo. Ho giocatori in testa che per me non devono muoversi, bisogna capire la strategia del club, essere tutti nella stessa linea per capire cosa sei e dove devi andare. Chiarezza e trasparenza saranno la base. Tanti giocatori in scadenza 2023, ci sono altri giocatori che hanno acquisito una leadership, sicuramente hanno preso più responsabilità, fanno bene al gruppo e all'individuo. Ci sono altri ragazzi che possono essere leader, come ha visto Arnautovic, come sempre. Poi non ho visto la faccia ti basterebbe una salvezza per l'anno prossimo, pensiamo a domani, una alla volta. E poi avevo trovato questa formazione
ieri, e ci sono, a parte il fatto che Mario Rui probabilmente lo dobbiamo togliere da mezzo, se guardate il Napoli, Meret, Beresischi, Rachmani, Mario Rui ha avuto un altro risentimento e quindi non lo possiamo mettere, ma questo era ieri, non si poteva sapere, anche io pensavo a Mario Rui. Però diamine, non mettete Orsolini. Non mettete Orsolini, perché qua basterebbe semplicemente guardare gli squalificati. Orsolini è squalificato, quindi non si può mettere nel Bologna. Quindi c'è gente che lavora così. Allora, io prima di parlarvi della formazione mi sono preso un pochino di screenshot rispetto all'1-5 che il Bologna rifila alla Cremonese. In questo caso il primo gol di Arnautovic, cross che è quasi un tiro molto teso e forte di Barro. Barro è forte, Barro è un po' discontinuo, ma è un ottimo giocatore, grande tecnica, dribbling, ha un gran tiro. In questo caso è un tiro cross che intercetta Arnautovic, per lui gol facile di testa. E quindi da qua già si deve far vedere che loro quando attaccano tendono a riempire molto l'area. Ci sono, vedi, 3 giocatori ed è importante, perché il Bologna non si butta solamente a difendere, a attaccare in contropiede, lo sa fare. Quando poi giocano con una squadra più piccola, chiaramente questo paragone adesso con la Cremonese non si può fare, perché adesso affrontano il Napoli e si devono muovere di conseguenza. Gli altri 2 gol che portano allo 0-3 sono da calcio d'angolo, quindi non me li sono segnati, perché lì dipende anche dalla concentrazione, dalla forza fisica sicuramente. Al 4-0 è praticamente un'azione di contropiede dove Orsolini si infila tra i 2 centrali, poi scarterà il portiere e segnerà. Orsolini, un giocatore che simile un simil politano, un peperino tutto mancino, che di solito lo metti a destra, rientra e segna, ha le qualità, ha le capacità, però poi c'ha pure l'espulsione facile e ogni tanto si toglie la maglietta e viene ammonito, poi viene ammonito dopo, e insomma questo è Orsolini. Questo è Orsolini, purtroppo per loro. E poi l'ultimo gol è anche un contropiede, perché sul 4-0 ovviamente la Cremonese voleva segnare il gol della bandiera, e qua Barro indovina il passaggio, la rifinitura per Sansone, che batterà facile Carnesecchi. Ora Sansone è sicuramente una possibilità, però Thiago Motta dice che giocherà Abisher, quindi lo mettiamo qui al posto di Orsolini. Dovrebbe essere confermato Arnautovic e stiamoci attenti, anche Ferguson ha segnato nella partita con la Cremonese. Barro potrebbe mettere in grande difficoltà Beresischi, perché da quelle zone passerà. Io poi se lo cerco di metterla scompare, devo sistemarla questa cosa, perché voglio cercare un modo per far interagire le 2 squadre. Dominguez e Schouten, non lo so come si dice, Schouten a centrocampo. Posch, che ha fatto un grandissimo campionato, chi lo ha a fantacalcio lo saprà. Lucumi, Bonifazzi e Cambiaso, terzino sinistro molto interessante che ho preso io al fantacalcio, ma il fantacalcio poi è un'altra storia, perché state tranquilli che domani Osimhen segnerà. Perché? Perché ce l'ho io contro al fantacalcio. E Skorupski. Per quanto riguarda il Napoli, ora abbiamo il dubbio Meret Gollini, ce lo portiamo avanti giusto perché non sappiamo se Spalletti ha voglia di far giocare Gollini e di dargli più chance. Però secondo me domani è una partita da titolarissimi, considerando poi quelle che sono le defezioni in questo momento del Napoli, visto che Di Lorenzo parrebbe non fosse al 100%, quindi dobbiamo immaginarci un Beresischi da questa zona. Ecco perché, mancando Di Lorenzo, non rischierei nessun altro cambio in difesa, nessun Juan Jesus, nessun Ostigard, e metterei Rachmani fresco di rinnovo e Kim sempre diffidato, ricordiamocelo, però potrebbero essere le ultime partite e gliele fai fare secondo me. Quindi qua continuiamo con Oliveira, perché Mario Rui pare che abbia avuto un risentimento proprio oggi, e quindi confermiamo il centrocampo titolare con Lobotka, Anghissà che era in grandissima forma e Zielinski, visto che non lo mettiamo in campo Elmas visto che è squalificato, e quindi Elmas non può dare problemi a Politano, perché pure Politano ha avuto una botta con Dombele. Pare che Dombele la botta l'abbia recuperata, quindi potrebbe dare un po' di spazio, di fiato a quelli che sono meno in forma. Però io qua mi gioco Raspadori in attacco a destra, Osimhen e Kvar. Ovviamente scaldano i motori, i vari Zerbini, i vari Gaetano, che possono avere delle opportunità, però secondo me le abbiamo visto Spalletti in questi giorni, tra tatuaggi, tra dichiarazioni, incontri con i tifosi. Secondo me lui ci tiene tantissimo a fare benissimo in queste 2 partite. Sarebbe assurdo fare la passarella.
Dico la passerella iniziale, perché poi la puoi fare poi dopo, se la partita si mette bene, puoi fare entrare tutti, puoi fare entrare Dem, Gaetano, li puoi far ruotare, anche Zedadka, però secondo me col Bologna rischi che poi ti fanno male. Se la affronti, se dai un segnale di partita amichevole dove far fare la passerella alle seconde linee, secondo me sarebbe un rischio che non vale la pena di prendersi. E poi con la Sampdoria ci sono tutta una serie di altre cose romantiche, no? C'è l'ultima partita ed è in casa nostra, la partita di addio probabilmente di Quagliarella, che meriterà un applauso generale da parte di tutto il pubblico di Napoli. Insomma, ci sono altre cose da vedere e c'è un record da ottenere, e secondo me ci tiene Spalletti, ci tengo io. Nell'ultima partita il Napoli ha dimostrato di tenercelo, contro l'Inter ci tenevano assai, quindi speriamo di continuare così. E nel frattempo le cose che succedono anche nel mondo, perché se il Siena è vero che sta perdendo, e in questo momento che sto parlando 3-0 è finita, quindi il Siena rischia tantissimo se domani il Verona dovesse battere l'Empoli. 2-2 tra Salernitana e Udinese per ora, con credo infortunio per DA, e quindi oggi ci sarà Fiorentina-Roma e Inter-Atalanta, due partite interessanti che io seguirò da cellulare, quindi seguitemi su Azzurro Fluido, Instagram, eccetera eccetera. Quello che poi è lo psicodramma che sta succedendo, perché psicodramma è successo con l'Arsenal, perché sono venuti meno, sono inciampati e sono scivolati, e quindi il Manchester City ne ha approfittato, mentre il Dortmund stava approfittando degli ultimi inciampi del Bayern di Monaco. Dortmund, padrone del proprio destino oggi, sta perdendo 0-2 contro il Mainz. In Mainz, non lo so come si dice e non lo posso sapere, ma non è vero, nel frattempo hanno accorciato le distanze, stai zitto. E in questo momento il Bayern di Monaco è in vantaggio contro il Köln. Nemmeno è vero, perché il Köln ha pareggiato, stai zitto. Köln, non lo so come si dice, quindi non mi prendo responsabilità. In questo momento il Bayern sarebbe campione, e se uno vuole fare anche un discorso sempre un po' egoistico per pensare a noi, evitiamo di prendere anche il Bayern, perché se vince il Dortmund è una bella favola, il muro giallo ci fa piacere, siamo pure gemellati, però poi anche il Bayern di Monaco finirebbe in seconda fascia. Attenzione, l'anno prossimo sarà un macello con la Champions League, quindi ci divertiremo. A margine sto leggendo, visto che io sono in America, e il Toronto perde partite una dietro all'altra, è proprio straultimo in classifica, ultimo, penultimo, insomma si mischiano le due classifiche, non ce la fanno proprio, nonostante hanno dei giocatori, Insigne e Bernardeschi, e adesso addirittura si sta parlando di ammutinamento, e quindi Insigne eccetera eccetera. Rapporti non chiarissimi tra l'allenatore, che poi è il padre dell'ex Roma, Bradley eccetera eccetera. L'ammutinamento, ho capito, Insigne ho capito, però un attimo, perché quello che non viene convocato in questo caso è Bernardeschi. Staremo a vedere quello che succede, perché sono cose che riguardano il nostro passato, e vediamo un pochino quello che succede. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi bacio, vi abbraccio. Peccato non aver potuto sentire Spalletti, ma Spalletti sta parlando senza parlare. Spalletti ci sta comunicando delle cose con i tatuaggi, con i tatuaggetti. Sicuramente quello lascia almeno intendere che se non si ritira è difficile che possa andare ad allenare una Juventus o un Milan in Italia col tatuaggio del Napoli, perché se ti tatui lo scudetto uno lo accetta, ma i tifosi di un'altra squadra, che lo si sa, no? Prendiamoci noi in esame un allenatore che si tatua il simbolo dell'Inter, o si tatua il simbolo della Roma o della Juventus, viene a Napoli, se lo copre, ma noi lo accettiamo? Non saprei. Quindi al massimo Spalletti secondo me può andare ad allenare all'estero, la nazionale magari sì, però non ce lo vedo allenare poi in Italia, e quindi sotto questo punto di vista sta facendo quello che sta facendo. Da New York, l'ho detto già, lasciate i like, mi servono i like perché sono giornate particolari. Vai. Sembra una parrucca, ma non è vero, perché vedi, cambia. Ma no, che meraviglia, io me li fai. Sono Saveri da Soli. Dobbiamo arrivare a 20.000 iscritti, di cortesia, perché questo è l'anno. Avete lasciato i like? Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.